21esima giornata nel campionato di promozione, amici della Wii Sport, ben trovati al Valerio Bacigalupo di Taormina, dove la Ionica ospita il Città di Calatabbiano, formazione Santa Teresina che ha vinto nell'ultimo turno per 3-0 sul campo dello sport in via Grande. Il Città di Calatabbiano di mister Lovito ha battuto con lo stesso risultato il Gescal. Vediamo i 22 scelti dai tecnici per affrontare questa sfida. 4-3-1-2 per quanto riguarda la Ionica: Pontet tra i pali, De Zan, Lucero, San Filippo e Giuseppe Savoca in difesa, Ninkovic, Cardia e Gagliardo a centrocampo, Scotti trequartista a finire per Ortiz e Alessio Savoca. Risponde Città di Calatabbiano con Vecchio, Riccina, Santitto, Santoro, Barresi, Padanè, Tomasello, Fatti, Cannata, Mannino, Musumeci. Arbitra la partita il signor Paolo Losurdo della sezione di Messina, assistenti anch'essi della sezione peloritana Alberto Fiore e Marco Chillè. Possiamo partire col fin del primo tempo, amici della Wii Sport. Subito Ionica a provarci, passano 6 minuti, c'è il lancio di Ninkovic sulla destra, Ortiz riesce a guadagnare l'area di rigore, mette subito dentro per Gagliardo, lo stop, il dribbling di Gagliardo, l'esterno, Vecchio fa un miracolo e tiene subito a galla i suoi al minuto 24. Alessio Savoca dalla sinistra cerca il dribbling, bravo a saltare il diretto avversario, ancora Alessio Savoca che poi sterza, mette con il sinistro per Ortiz che prova in spaccata, anticipato dalla difesa del Città di Calatabbiano al 31esimo. Dalla sinistra sempre e solo la Ionica ad attaccare quando c'è qualche protesta da parte delle panchine. Giuseppe Savoca serve Alessio Savoca a sinistro, Vecchio respinge il pallone però rimane lì, c'è una chance ancora per Max Gagliardo. Vecchio pare insuperabile in questo primo tempo. Al minuto 42 si attiva anche il Città di Calatabbiano con Riccina che riesce a mettere dentro il pallone per Cannata, prova a girare l'ex di turno che però manda il pallone alto. Al 44esimo Alessio Savoca riesce a servire per vie centrali Ninkovic, intuizione per Ortiz, attenzione Ortiz si allarga forse un po' troppo, prova a questo diagonale mancino, il pallone fa la barba al palo. Si conclude il primo tempo al Valerio Bacigalupo di Taormina, amici della Wii Sport, ancora 0-0 tra Ionica e Città di Calatabbiano. Un po' di animi caldi prima del rientro negli spogliatoi, un primo tempo in cui la Ionica ci ha provato in più occasioni con Ortiz, con Gagliardo e ancora una volta con il bomber argentino con la numero 9 sulle spalle. Dall'altra parte il Città di Calatabbiano si sta aggrappando al proprio estremo difensore Vecchio. Possiamo partire col film del secondo tempo, amici della Wii Sport. Al minuto 48 subito la Ionica, la rimessa laterale di Giuseppe Savoca che cerca al centro un compagno, una deviazione libera, ancora Ortiz al tiro, presa bassa sicura da parte del portiere avversario. Occhio all'azione della Ionica con il pallone di Ninkovic per Alessio Savoca, sul secondo palo c'è Max Gagliardo che ci prova, insuperabile il portiere del Città di Calatabbiano, ancora lui a fare i miracoli. Minuto 55 dal corner che ne segue, attenzione all'azione confusa dell'area di rigore del Città di Calatabbiano, vede un tocco con la mano il direttore di gara che ferma tutto. La Ionica ha sfiorato il vantaggio anche in questa occasione. Minuto 57 Città di Calatabbiano che si fa rivedere dall'altra parte con Cannata, il suo mancino sfiora la traversa difesa da Pontet. Al minuto 59 azione solitaria da parte di Alessio Savoca, l'arciere resiste alla carica, ancora Savoca, ancora Vecchio, l'ultimo baluardo a reggere agli attacchi della Ionica. Minuto 62 è Santitto nel Città di Calatabbiano a cercare di mettere un po' di pepe all'azione di mister Lovito, pallone dentro, il grande anticipo difensivo della Ionica e poi fallo in attacco. Ha salvato tutto nell'occasione Giuseppe Savoca, cambia, esce De Zan dentro Lombardo. 65esimo ancora Ionica a cercare il gol del vantaggio. Alessio Savoca cerca questo mancino un po' troppo masticato, finisce sul fondo. Al minuto 68 invece è Scotti che può lanciare per Ortiz, occhio c'è spazio per la Ionica. Ortiz vede l'inserimento da parte di Scotti, il trequartista campano ci prova con questo mezzo pallonetto, non è una grande idea perché termina sul fondo. Al minuto 70 esce Alessio Savoca dentro Salimbeni. 72esimo lancio perfetto da parte di Giuseppe Savoca proprio per il neoentrato Salimbeni a tu per tu con Vecchio, ancora Vecchio è insormontabile di fronte agli attacchi Santa Teresini. Minuto 75 c'è un calcio d'angolo, Salimbeni in maniera furba lo batte veloce, il cross di Ninkovic, svetta Pablo Lucero, 1-0 della Ionica al quarto d'ora dalla fine. Arriva il vantaggio della formazione di mister Costantino con il bomber goleador Pablo Lucero, scatenati i giocatori in maglia giallo-rossa. Ancora una rete di un difensore centrale, c'è un cambio, esce Scotti, entra Longo al 90esimo, esce Gagliardo, dentro Mattias Puglisi e poi, amici della Wii Sport, soltanto il triplice fischio. La Ionica vince con tanti meriti contro il Città di Calatabbiano che deve ringraziare il primo portiere Vecchio per non essere uscita dal Valerio Bacigalupo con un passivo più pesante. Un cordiale saluto allora e alla prossima.